Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e ovviamente come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avete già visto, la regia ha messo proprio il titolo di questa puntata, Padova si illumina, ovviamente non riguardante il periodo natalizio, periodo dei luminari, ma anche per tutto quello che sta succedendo a Padova, per il turismo, per le mostre, per tante belle cose, per i soldi che sono arrivati dal tram, per tutte queste belle cose che ne parleremo in questa trasmissione con il sindaco Sergio Giordani. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Allora, prima di iniziare Padova si illumina, andiamo invece a vedere l'assessore Contin, se si illumina pure lui, cosa ci racconta. Grazie della linea Giorgio, un saluto a tutti voi in studio e naturalmente chi ci segue da casa. Beh, che dire, qui accanto a me al Minuto Politico c'è il solito ospite, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo. Ciao Sandro, ciao Gaetano, ciao a tutti gli ospiti in studio e tutte le persone che a casa non hanno niente a fare e ci guardano. Sì, salutiamo tutti. Naturalmente assessore, poco fa, prima di entrare in diretta, ci diceva che c'è un problema che state affrontando in comune, vuole spiegarci qual è così? È una notizia che ci lascia putrefatti e non so come che abbia potuto essere possibile che nel nostro comune si sia registrato un aumento della cosa, dell'analfabetismo, l'analfabetismo. Analfabetismo. Esatto. Cioè, avete un problema di analfabetismo nel vostro comune? Crescente. Noi abbiamo sbiseffe di giovani che scommisciano a diventare ignoranti. Ma secondo me anche gli adulti rimangono ignoranti, può essere, cioè non mi spiego perché, come mai? Come mai? Allora sono intervenuto in prima persona per risolvere il problema dell'ignoranza nelle scuole soprattutto. I giovani devono imparare più pulito l'italiano, altrimenti abbiamo di fronte generazioni di fracanappa, dove che andiamo? Dove? Lei ne è un esempio, no? Grazie, dire, troppo buono. Certo. Allora abbiamo cercato di coinvolgere questi putelli delle scuole, putelli, cercando di coinvolgerli con i telefonini, smartphone, a fare un progetto, un documentario che giravano loro. Questa è una cosa interessante, insomma. Per coinvolgerli, no? L'argomento era la frolla e la fauna del nostro territorio. È flora e fauna. Ah, fauna, no fauna. Sì, questo per combattere l'ignoranza. Esatto. Se vede i risultati ottenuti. Allora si sono adoperati questi bambini a cercare di testimoniare quali sono la flora e la fauna del nostro territorio. Flora e fauna. Primo soggetto che è stato scelto, volevano fare un documentario sulla mantide religiosa. E però hanno interrotto le riprese. Ti sai cosa che fa la mantide religiosa? No, cosa fa? Essa durante l'atto sessuale a un certo punto cosa fa? Nel momento del massimo godimento strappa a morsi a testa del compagno, dell'uomo. Addirittura fa così la mantide religiosa? Sì, è religiosa. Per fortuna ho avuto mia moglie che non sta più a rimessa tesoro per diventare così. Per piacere. Comunque non mi pareva neanche un animale a questo punto per il documentario indicato per i ragazzi. Hanno cambiato animali, mi auguro. Hanno cambiato animali. Si sono occupati di un problema che viviamo in questo periodo di ottobre e novembre e il problema grosso è quello della convivenza tra simisi e zanzare. Tra cimici e zanzare. Qui se traduco, sa, perché non tutti hanno fatto questi percorsi per combattere. Hanno fatto questo documentario interessantissimo, ne vado fiero, si sono molto impegnati. Bello. Può darci delle anticipazioni, perché insomma diventa... Faccio un riassunto proprio del documentario. Sì. Ti sito, può farmi tipo un sottofondo dei grilli? Tipo cric. Devo farlo io? Sì, così entriamo nel clima documentario. Ottobre, novembre. Parla più piano per quanto sigui sti grilli. Scusa. Ottobre e novembre, periodo in cui simisi e zanzare convivono. Simisi sono gagliardi, bei, verdi, attivi, tutti in forza. Le zanzare sono a fine corsa, ferme, finite, stanche. Cosa succede quando una zanzara incontra un simisi? Adesso fare basta. Adesso mi faccio la zanzara, tu fai il cimice. Il cimice, scusi. Fai il cimice. Vabbè, faccio il cimice. Tanto non hai mia da parlare, tanto i cinesi anche se parlano i capiamo. Ti fai ridi ogni tanto, ridi. Rido? Mi faccio la zanzara.
La so finita già. Te ridi adesso, ti dici bello verde tutto. Te tu in giro, certo. Te voglio vedere cos'è maggio, che fine che te fai. Sempre che non te mori su una plafoniera prima. Ora non è un viola, non è un viola, non è un viola, non è un viola, non è un viola. Hai morto tutti, dopo finito il documentario, sono morti i protagonisti. Documentario, beh, e te senti sta spuzza da cimice, sì, no, che ti viene il naso, sta olfa da cimice, che ha dato anche il nome al documentario. Ah, sì, che si intitola? Le scie cimice. Per capire? Le scie cimice. Grazie a voi, la linea in studio. Ci vediamo la settimana prossima. Abbasso l'ignoranza. Sì, abbasso l'ignoranza. Senz'altro. Va bene, abbiamo visto Marco e Pippo con le cimici e le zanzare e vi ricordo prima di iniziare la nostra programmazione ogni sera va in onda uno sketch appunto di Marco, Pippo e Gaetano, guardateli perché sono molto simpatici. Ospite avete visto il sindaco di Padova Sergio Giordani, il titolo della trasmissione Padova si illumina non inerente come dicevo prima al periodo natalizio ma proprio a tutto quello che sta accadendo nella nostra città. Tutto bene? Il resto prima di iniziare a parlare, se non lei tutto a posto? Tutto molto bene. Ogni volta che iniziamo lei dice sempre tutto bene, io le faccio domande per prassi. Lei... Io sono ottimista nella vita, mezzo bicchiere per me è sempre pieno, io vedo sempre cose positive, anche quando mi capitano cose negative, dopo vedo che si trasformano in positive. Sono circondato da una città fantastica, da cittadini fantastici, assessori fantastici, non c'è niente che va male. Tra i giornalisti? No, assolutamente. Anche no, vanno bene, no, pensavo che qualcosa... No, assolutamente no. Io vivo nella Serena, anche i giornalisti va bene. Per carità, ogni tanto... Io devo fare questa domanda però sindaco, perché lei viene qui, ogni volta che inizia la trasmissione e dice tutto bene, vado d'accordo con i miei assessori, e uno si chiede ma lo fa così per tranquillizzare, ma non ha mai un problema, va tutto bene in comune, è contento come una Pasqua, cioè qualche problemino ce l'avrà pure certo lei, no? Ma problemini no, se no non farei il mio lavoro. Però cerco di risolverli col dialogo, confrontandomi, no, è normale che ci siano problemi. Allora mi dica il problema che le dà in questo momento più noia, tra virgolette, che la fa dormire poco la notte, via mettiamola così, che però risolverà prima o dopo anche quello. Qual è? C'è un problema enorme, lo spazio della droga, questo non mi fa dormire la notte, mi preoccupa moltissimo. Per la salute dei ragazzi, dei cittadini, dei miei nipoti, no, sono piccolini per cui non ho questo problema, ma in prospettiva mi preoccupa moltissimo. Sto facendo tutto quello che posso, in collaborazione con, ovviamente con le istituzioni, con tutti, non è facile risolvere, è difficilissimo. Quando parlo con i cittadini dicono ma io essendo a casa e trovo gli spacciatori, io li capisco perché è un grosso problema. Il grosso problema sono i consumatori, non tanto gli spacciatori ci sono perché c'è il consumo. Costa sempre meno i prodotti, mi dicono, per cui noi facciamo molte iniziative. L'ultima, che è apprezzata moltissimo dai cittadini, è stata i Giardini Arena, che sono trasformati da un luogo insicuro perché vendevano biciclette rubate e spaccio, è stato trasformato in un giardino gradevole sotto tutti gli aspetti, che andrà avanti anche nel tempo perché non lo fermeremo mai. Sì, però si spostano, cioè non cambiano. Il problema è che gli sposti gli spacciatori, cioè sono andati in altre parti. Se faccio qualche altra iniziativa da qualche altra parte si spostano. Purtroppo questo è il grosso problema. Devo dire, questo personalmente è l'unico problema che mi angoscia, che mi crea problemi, sotto tutti gli aspetti. Perché il cittadino fatica a capire perché non siamo capaci di risolvere questo problema. E ha ragione, perché una madre di famiglia, quando scende di casa e vede gli spacciatori e passano i suoi ragazzi, si preoccupa e ha ragione a preoccuparsi. Io faccio fatica a risolvere, ma non faccio fatica a risolvere io, faccio fatica a risolvere in tutte le città e anche le istituzioni fanno fatica a risolvere questo ci vorrebbe un po' più severità, ma in tutto il mondo non c'è problema di severità, non c'è problema. Il problema è di educazione, cercare di parlare con i ragazzi, cercare di far sì che la famiglia stia vicino a parlare con i ragazzi, fargli cultura, fargli capire
forse lo spinello non fa troppo male, ma dopo si abituano a altre cose, è veramente pericolosissimo, si rovinano i ragazzi, per cui fare cultura, fare educazione, stare vicino ai ragazzi, parlargli, spiegargli, questa è la cosa più importante. Certo. Come istituzioni noi cerchiamo di fare il massimo, devo dire che non è mai sufficiente. Certo, sì, però penso sia un problema che riguarda un po'. E questo è un problema che mi angoscia veramente tantissimo. Va bene, allora iniziamo a parlare allora Padova che cambia, dove ci sono i buchi neri praticamente vicino alla stazione, PP1, le palazzine Liberty e l'ex IFIP. Andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza e poi ne parliamo con il sindaco. Permuta. Sembra essere questa la parola d'ordine per uscire dall'impasse per cui da anni aree nei pressi della stazione ferroviaria giacciono abbandonate e chiuse, a impedirne un facile accesso a sbandati e senza tetto. Stiamo parlando dell'area edificabile del PP1, ma anche delle 2 palazzine Liberty di Piazzale Boschetti, vincolate dalla soprintendenza. Per quanto riguarda il quadrilatero, racchiuso tra le vie Tommaseo, Gozzi, Trieste e Valeri, su cui sarebbe dovuto sorgere un complesso residenziale e commerciale, comune e provincia hanno trovato un accordo, per ora solo verbale, per uno scambio di aree. Secondo quanto per ora ipotizzato, Palazzo Santo Stefano, proprietario all'interno del PP1 di una cubatura di 40.000 metri cubi stimata in 8 milioni di euro, cederebbe la propria parte al comune, che così ridurrebbe le dimensioni e quindi l'impatto delle costruzioni previste. In cambio il comune darebbe una o più aree altrove che la provincia intende utilizzare per ricavarne un finanziamento e realizzare un polo scolastico superiore a Brusegana, in un'area di cui è già proprietaria. A scambio avvenuto, per Palazzo Moroni sarà più semplice trovare un accordo con i privati proprietari per realizzarvi un parcheggio temporaneo a sostituzione dei 267 posti auto del vicino Piazzale Boschetti, destinato a sua volta ad essere trasformato nel Parco Tito Livio, i cui lavori inizieranno dopo le festività natalizie. Parte integrante della trasformazione sono le 2 palazzine Liberty, che seguono un percorso a parte. Il progetto di restauro, che prevede la realizzazione di appartamenti di lusso con alcuni negozi e un ristorante con terrazza panoramica, è al vaglio della soprintendenza, malgrado le richieste di molti di toglierne il vincolo per abbattere almeno uno dei 2 edifici e rendere il futuro parco ancora più grande e gradevole. Una volta approvato il progetto, si darà inizio all'operazione di permuta con le aree edificabili del Parco Iris, salvandole dalla speculazione edilizia. A pochi passi dalla stazione un altro buco nero, l'area ex IFIP, sulla quale è prevista una struttura alberghiera secondo il piano urbanistico, ma la cui realizzazione stenta a decollare. Quanti problemi in quella zona, sindaco? Molti problemi, anche perché è un posto centrale, per cui... Allora, iniziamo da Piazzale Boschetti. Come diceva il servizio, inizieranno i lavori, è stato lei a decidere dopo il periodo natalizio. Sono già iniziati i lavori. Sì, però praticamente il parcheggio verrà tolto. Esattamente, il parcheggio verrà tolto dopo le festività, ecco, per non creare problemi al commercio. Ecco, allora, i tempi quando termineranno i lavori per... abbastanza veloce. Rapidamente, però le palazzine... Sono già cominciati i lavori, stanno già lavorando. Certo. Si è già visto la rete di cantiere, le recensioni di cantiere, stanno già lavorando. Per questo, però... In una parte senza dar noia al parcheggio. Ecco, ovviamente lì non verrà bonificato del tutto perché costerebbe troppo. È molto costosa la bonifica, per cui non viene bonificata, avrà fatto un prato, una parte viene anche alberata, però dobbiamo conservare la visuale. Da parte della sovrintendenza vuole giustamente che si veda la cappella, il parco deve esserci una certa visibilità, un panorama. Tutto che sia a 360 gradi. Giustamente. Ecco, in virtù di questo poi ci sono questi 2 obbrobri, io li continuo a chiamare così. Che vanno ristrutturati. Ecco, però mentre io credo davvero che dove ci sono adesso le macchine, dove avete le macchine, in tempi brevi vedremo un parco molto bello, sono d'accordo con lei. Quelle palazzine, io ho la strana sensazione, caro sindaco, che invece prima di vedere ultimate ci vuole
vuole il permesso della sovrintendenza, ci vuole il privato che li acquisti, ci vuole tante belle cose. Lì ho paura che quelle lì rimarranno ancora lì per un po' di tempo. È una mia impressione, è sbagliata? È sempre sbagliata la sua impressione. E io non ho dubbi, però potrei anche scommettere su questo. No? No, a me non piace rubare ai giornalisti e amici, non mi piace. Stiamo scherzando, però davvero, allora mi dica che tempi, a parte gli scherzi, che non vedremo più quegli obbrobili. O vedremo, Io non penso tolti, che quantomeno come amministratore risolveremo il problema, io penso entro l'anno, come autorizzazioni, come Entro permessi 2020. entro quest'anno. I permessi, No, l'autorizzazione. io dico lavoro ultimato. Lavori ultimati è un po' difficile, la ristrutturazione è una cosa del genere, vorrà 2 o 3 anni. Però inizieranno i lavori, cioè la domanda che le faccio, Sono 2 cose, uno trovare l'accordo con sovrintendenza e chi acquista è una cosa, e cambio per Parco Iris, questa è una cosa. Perfetto. La seconda fase, quando uno è proprietario, un tempo è un giusto, problema suo, 2 anni, 3 anni. Perfetto, però no, la domanda che la faccio, allora lei dice inizieremo, sono già iniziati i lavori, però vedremo i lavori dove ci sono le automobili che abbiamo visto parcheggiate, in breve tempo li vedremo il parco, tutto bello. Io invece ritorno sulle 2 palazzine, le 2 palazzine il permesso lei ha detto per cederle, per ristrutturarle o modificarle entro l'anno le ha, quindi manca un mese e mezzo. Certo. Ecco, dopodiché le avete già cedute, hanno già trovato degli acquirenti quelle 2 palazzine oppure devono trovare anche acquirenti? No, siamo in prossimità di trovare gli acquirenti, è tutto legato alla sovrintendenza, quando la sovrintendenza dà il permesso, che spero sia veloce, c'è già un accordo, c'è un'ipotesi di accordo con chi vuole acquistare, per cui è tutto legato alla cosa. Sì, però mettiamo, se facciamo un po' di però conti... ricordo che qualche puntata fa, 2 o 3 mesi fa, lei non credeva nemmeno che facessimo il parco, diceva non è possibile. Sì, no, ci sono registrazioni, io non ho buonissima memoria. Bisogna essere le faccio vedere. Io onesti. Sull'ospedale avevo dei dubbi. No, anche sul parco. Allora, anche sul parco. Allora, io dico, entro 5-6 mesi sarà risolto il problema del parcheggio, sarà il prato verde, alberature e via dicendo. Sarà messa a posto le rive del fiume, sarà fatto il ponte, Stamattina non so, c'è stato un allarme lì. Questa mattina in Piazzale Borghese c'è stato un allarme perché? Le spiego, stanotte abbiamo fatto un servizio giornalistico, stanotte qualcuno ha sentito cadere in acqua qualcosa, allora ha dato l'allarme, allora è successo che stamattina c'è stato un po' di movimento di vigili del fuoco perché pensavano che qualcuno fosse gettato dentro, invece è stato per fortuna un falso allarme, quindi c'è stato un po' di movimento in Piazzale Boschetti. Per cui il parcheggio sparirà e arriverà un parco. Per quanto riguarda poi, spero, mi auguro di riuscire a trovare l'accordo con chi acquista e fare la permuta col parco Boschetti, che sarà, chiedo scusa, l'Iris, verrà fuori un parco grandissimo, per cui l'anno verrà costruito, ma sarà parco. Il tutto, io spero che venga fatto entro un mese, entro fine anno. Poi, per quanto riguarda la ristrutturazione, 2 anni, 1 anno e mezzo, 3 anni, questo diventa un fatto privato. Darete un termine come comune per avvenire? No, quando uno vabbè, ma se mi scusi, se un privato le acquista e le tiene così per altri 5 anni... Ma secondo lei uno che investe soldi le lascerà per bellezza? E secondo lei non abbiamo visto dei casi simili che hanno acquistato, poi non avevano più soldi e non sono più andati avanti? Può essere, però nel piano noi siamo uno Stato di diritto e uno ha diritto di fare quello che vuole in questi casi qua. No, certo, no, pensavo che magari uno che le acquista date anche un tempo per ultimare i lavori. Visto... È un interesse del privato che quando acquisterà di risolvere il problema. Certo, però Sindaco, lei sa benissimo nella zona che stiamo parlando, al PP1 avevano acquistato per costruire. È entrata una crisi edilizia che ricordo nel 2008, quindi, sono fallite imprese, praticamente tutte le imprese importanti di Padovano sono fallite. Ne è rimasta una. Tocchiamo ferro, ma può succedere anche qui, quindi no? Tutto può succedere, siamo abituati in Italia che può succedere di tutto. Ecco, vabbè, ad ogni modo il parco lo vedremo rapidamente e speriamo che anche le palazzine. C'è ovviamente qualcuno che vorrebbe abbattere quella palazzina, una di quelle 2 palazzine. La cosa non si potrà fare, insomma.
sono 2 palazzine protette, vanno ristrutturate, punto. Non c'è discussione. No, perché uno dice nel guardare nel futuro magari avere tutto il parco, lei sa benissimo poi chi combatte per questo, per abbattere una delle 2 palazzine, quindi la cosa rimarrà... Il mio lavoro è risolvere i problemi, non fare fantasie, non fare sogni. Bisogna essere realisti, la sovrintendenza chiede di ristrutturare perché sono palazzine libere e il mio dovere è far sì di ristrutturarle. Potrei fare battaglia contro i mulini a vento, però perdo tempo, preferisco essere pragmatico e risolvere il problema. Ecco, invece ritorniamo alla zona IFIP e alla zona della stazione. Lì invece cosa accadrà? Doveva nascere un albergo, c'era un'ipotesi di un albergo? È molto complessa quella faccenda. Vi ricordo che ho trovato l'accordo con le Ferrovie dello Stato, che avevo già fatto il suo tempo, ma l'hanno rinnovato, l'accordo, quando arriva l'alta velocità, per rifare la stazione, per fare il boulevard sopra la stazione, per fare il parcheggio dedicato, per fare un albergo. Tutto questo è stato confermato dall'amministratore delegato delle Battisti e delle Ferrovie dello Stato, e di conseguenza il tutto verrà fatto. Non domani, 10 anni, chiaro, 10 anni, a me non piace raccontare bugie. Questo ad esempio risolverebbe anche il passaggio dei ragazzi, un giorno viene bloccato il traffico proprio perché c'è una fiumana di ragazzi che passano e viene bloccato il traffico, sarebbero tutte delle passerelle sopraelevate in maniera tale da non bloccare il traffico. A questo si aggiunge l'area PP1. PP1 sono le famose 6 aziende, 5 aziende che sono fallite, è rimasta un'azienda. Scusi, devo chiedere alla regia se può farle vedere, così anche facciamo un collegamento tra le parole e anche il video, così capiamo quale la zona per chi non la conosce. Sta mettendo in bonus. Io sto cercando di trovare con l'amministrazione provinciale l'accordo. Esattamente, abbiamo trovato l'accordo sotto l'aspetto verbale. Si tratta di ridurre al massimo la cubatura sul PP1 e trovare quei 40.000 metri cubi della provincia destinati in un'altra zona. Verbalmente abbiamo trovato l'accordo, si tratta di concretizzarlo pensando al futuro polo dove andrà, che non crei problemi di viabilità o altre cose. Verbalmente, dopo quando si passa con i contratti è sempre un'altra cosa, è una cosa difficile, l'ho già detto altre volte, nelle mie illusioni, quando sono diventato sindaco, pensavo di fare tutto presto, qua presto non si fa niente, ci vuole molto tempo, perché ci sono 1000 problemi, qualsiasi cosa si fa. Infatti pensavo ancora 2 anni fa di fare un parcheggio provvisorio e non sono stato capace. Per questo per l'area PP1. Per quanto riguarda IFI, e vale lo stesso per il PP1, oggi hanno già l'autorizzazione, entrambi. Se volessero potrebbero costruire, perché sono già autorizzati dall'amministrazione precedente. Possono fare quello che vogliono, 140.000 metri cubi una parte, 160.000 metri cubi l'altra. Stiamo solo cercando, nell'eventualità, di ridurre i metri cubi, se possibile, e di fare iniziative interessanti, tipo alberghi o qualche parcheggio o studentati, sono tante iniziative. Però l'edilizia, per quanto si sia ripresa leggermente, è ancora in crisi, stanno molto attenti tutti quanti prima di fare investimenti, perché sono investimenti importanti. Certo. È chiaro che come un'amministrazione pubblica ho tutto l'interesse di far sì che queste cose vengano risolte. Pensavo di fare prima, non sono stato capace, nel senso non ce l'ho fatta, perché non è privato, non pubblico. Io sto dandomi da fare per trovare soluzioni. Non sono facili da trovare. No, però signora, lei lo faccio, è stato ed è un imprenditore anche, delle volte una zona centrale come quella, che è una zona credo appetibile davvero a molti imprenditori, a molti costruttori, che non si riesca a costruire in quella zona lì, è preoccupante, cioè vuol dire, perché lì è una zona... È costata molti soldi quel terreno. Sei proprio in centro, quindi... Sì, ma è costato a suo tempo, prima della crisi del 2007-2008 è costata molti quattrini e di conseguenza l'investimento c'è un grosso debito, le banche
avanzano molti soldi, è un po' complicato. È un po' problema, certo. Io spero che si riesca il più presto a sistemare Prima il problema. faccio una battuta, sarebbe stato bello non vedere, Sindaco, il parco Boschetti, il parco dei giardini vicino ovviamente a quelli che sono attuali e nella zona del PP1 la ruota panoramica, non è mica male come idea. Bueno, basta sognare. No, sto sognando. Sì. Io sogno. Però non sarebbe mica male come quella di Londra, tanto per farci un'idea. No? Io cerco di sognare poco, di essere concreto nelle cose, anche perché sono terreni privati. Non sono, sì, no, era un ricordo sogno, solo dai. persone, sono privati, non sono del comune. Nel vedere quell'immagine mi è venuta una battuta, un flash di Londra, ho detto se riusciamo a fare, è un sogno ovviamente, una battuta in più. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.